Buongiorno, buon lunedì, bentrovati all'appuntamento consueto settimanale per occuparci di sport, calcio in particolare. Cominceremo con il Catania, lo faremo fra non molto, non appena perfezioneremo il collegamento con Alessandro, che vedo già Alessandro Vagliasini in bassa frequenza, e chiaramente prego di attivare la modalità in modo da poter andare in onda con la posizione orizzontale, quindi chiaramente abbiamo in questo momento non lo vediamo dunque con la camera in posizione giusta, vediamo un po' di poter attivare il tutto fra non molto. Intanto vi diciamo che quelle che stiamo vivendo per quanto riguarda il Catania sono ore importanti, per certi versi decisivi anche per definire l'ingaggio del nuovo allenatore. C'è stato l'arrivo in settimana scorsa di Faggiano, del direttore sportivo del DS, che è stato già presentato, che ha parlato, che ha dunque detto qual è il suo programma, ma soprattutto il suo aver abbracciato dunque la causa del Catania. Rivedo Alessandro, allora buon pomeriggio Alessandro, benvenuto anche per questo lunedì. No. Non lo sentiamo, un attimo, Alessandro sta perfezionando il collegamento audio. Non ti sentiamo Alessandro, in questo momento non ti sentiamo, ti vediamo ma non ti sentiamo. Allora, in attesa di perfezionare il nostro collegamento, direi di sentire le parole di Daniele Faggiano in conferenza stampa e poi dopo torniamo a parlare di Catania. Lo faremo fra pochissimo con Alessandro Vagliasini. Se sono qui e soprattutto per l'entusiasmo del vicepresidente Grella, dell'entusiasmo della città, e sono venuto con l'entusiasmo del primo giorno in un inizio di un lavoro importante. Dite perché Faggiano viene a Catania? Perché il Catania è il Catania. Io non vengo in una categoria, vengo in una città che rappresenta un popolo. Io sono un uomo del sud e mi ci trovo bene col popolo, per cui non vi posso nascondere che a volte l'ho cercato io a Grella, non solo lui, ci siamo corteggiati a vicenda, però ha visto l'entusiasmo che ci avevo nel venire, e non per racimolare un contratto, il contratto andrà avanti, è sempre meglio se la squadra va bene. E quello è l'intenzione mia, del vicepresidente e penso della società, per cui io sono orgoglioso di essere il direttore sportivo del Catania e di Catania. Allora, queste le parole di Faggiano il giorno della sua presentazione, orgoglioso di essere il direttore sportivo del Catania e di Catania, come a volere sottolineare che è evidentemente un tutt'uno, la squadra di calcio con anche la città. Riproviamo, speriamo di essere più fortunati, adesso lo sentiamo, credo Alessandro Vagliasini. Sì, buon pomeriggio Alessandro, abbiamo sentito prima Faggiano, abbiamo cercato di recuperare in qualche modo il tempo, nel frattempo abbiamo perfezionato il tuo collegamento. Dicevamo delle parole del DS, che è orgoglioso di essere direttore sportivo del Catania e della città, una città che adesso aspetta, e una club che aspetta anche di conoscere il nome del suo condottiero per la prossima stagione. Ci riferiamo chiaramente all'allenatore, di fatto Mimmo Toscano è il designato, credo siano ore decisive queste per definire l'accordo e per annunciare ufficialmente il suo arrivo proprio a Catania. Alessandro. Sì, hai detto bene Angelo, quello che ancora manca per l'ufficialità di Toscano al Catania è l'accordo economico tra Toscano e il Cesena per l'uscita appunto dal club romagnolo, in quanto il contratto che Toscano ha dal Cesena per il prossimo anno, che è maturato automaticamente con la in Serie B del Cesena, è di 200.000 euro. Il Catania ha offerto a Toscano un biennale da 130.000 euro a stagione,
e quindi bisogna trovare la quadra su questi 70.000 euro di differenza, cifra che il Cesena non intende in qualche modo assorbire, ma che Toscano vuole ovviamente riconosciuta dal club romagnolo, e su questa forbice diciamo si vanno delineando gli scenari, ma tutte le verifiche, le tracce portano all'arrivo a Catania appunto di Mimmo Toscano. È una questione che verrà risolta nelle prossime ore, l'ufficialità dovrebbe essere veramente vicina, nonostante le azioni di disturbo che sono arrivate da altri club come la Salernitana e il Bari, ma il Catania si è mosso su Toscano molto tempo fa e quindi gode di un vantaggio sensibile, considerevole, che dovrebbe portare appunto all'ufficialità dell'arrivo del tecnico calabrese a Catania, che andrebbe a completare quindi diciamo due caselle importanti che erano rimaste da occupare alla fine della scorsa stagione, perché il direttore sportivo non c'era dall'allontanamento di Antonello Laneri dell'ottobre scorso. L'allenatore sapevamo che Michele Zeoli fosse ad interim e che quindi andasse individuato un nuovo allenatore, e questo allenatore appunto risponde al nome di Mimmo Toscano. Il Catania contemporaneamente deve risolvere altri aspetti organizzativi. Ci sono ancora dei contratti in essere, per esempio un Cristiano Lucarelli con lo stesso Antonello Laneri, che devono essere risolti perché chiaramente rappresentano un costo per il Catania, e anche su queste due piste il Catania deve muoversi per liberarsi di altri costi e potersi concentrare finalmente sulla parte strettamente tecnica, sull'allestimento del nuovo staff tecnico, ma anche dell'organigramma. Saranno tante le figure nuove nell'organigramma del Catania, a cominciare per esempio al team manager. Abbiamo visto nei giorni scorsi il congedo da Armando Pantarelli, arriverà un uomo di fiducia di Daniele Faggiano in questo ruolo, così come arriveranno altri uomini di fiducia del dirigente pugliese in altre caselle dell'organigramma del Catania. È molto lontano il futuro di Luca Carra, per esempio, da Catania, direttore generale. Quasi certamente non farà più parte della dirigenza del Catania. Ci sono previsti anche ingressi nel CDA rosso-azzurro, tra cui una figura proveniente direttamente dall'Australia. Quindi ci sono veramente in questo momento tante cose su cui il Catania sta lavorando, proprio per accorciare i tempi e prepararsi bene al mercato e poi all'inizio del ritiro ad Assisi, mercato che sarà condizionato inevitabilmente dalle cessioni, tante cessioni da portare a termine, i giocatori che non sono ritenuti utili al progetto tecnico futuro del Catania. La maggior parte sono i giocatori che sono arrivati a gennaio, l'80% dei giocatori arrivati a gennaio saluteranno Catania con largo anticipo rispetto ai contratti che hanno sottoscritto appunto a gennaio, e da lì in poi liberate tutte queste caselle si potrà intervenire con le operazioni in entrata, che saranno certamente numerose, da stimare tra le 10 e le 15 unità, perché sarà la terza rivoluzione in casa Catania, ma l'epilogo dello scorso campionato dice chiaramente che è stata una stagione, a parte la vittoria in Coppa Italia, assolutamente negativa e da dimenticare, con molti protagonisti che non hanno assolutamente risposto sul campo alle aspettative della piazza. C'è anche ovviamente la questione legata a Zeoli, che Sì. ovviamente viene guardato con grande rispetto e attenzione dalla dirigenza del Catania. Bisognerà trovare una sistemazione a Michele Zeoli, e su questo sta lavorando Vincenzo Grella, mentre pare che Leo Vanzette possa far parte dello staff tecnico di Mimmo Toscano. Quindi queste, diciamo, sono le ultime, quello che è, diciamo, è lo scenario su cui si stanno sviluppando in queste ore diverse trattative. Penso che nell'arco massimo di 48 ore
dovremmo avere le ufficialità sulla designazione del nuovo allenatore del Catania. Alessandro, chiaramente in questo momento, in attesa che sia ufficializzato l'allenatore, il direttore sportivo Faggiano sta lavorando, immaginiamo ovviamente, sta tessendo la sua tela per cercare di portare a Catania quanti più giocatori possibili, come dicevi tu, e lui in conferenza stampa ha anticipato che vorrebbe chiudere il mercato nel mese di giugno, in modo tale che diciamo nella prima decade, dopo la prima decade di luglio, la squadra possa partire serenamente e con l'organico, non dico al completo, ma per buona parte, diciamo, già ultimato per il ritiro di Assisi. È chiaro che ci sono tanti obiettivi che riguardano il Catania, che deve individuare rinforzi in ogni settore, ovviamente, e in ogni reparto. Partendo da una base tattica, Angelo, perché se arriva un allenatore come Toscano, che ha sempre giocato la difesa a 3, intervieni su calciatori che hanno caratteristiche in grado di sposarsi col credo tattico di Toscano. Se dovesse arrivare, ma ipotesi assai remoto, un altro allenatore che per esempio gioca la difesa a 4, è chiaro che le strategie di mercato cambiano. Sicuramente il Catania ha fatto dei passi ufficiali per dire capomaggio del Cerignola, che è un centrocampista molto duttile, che ha giocato in diverse posizioni del campo nel 3-5-2, ha fatto dei passi ufficiali per Gabriele Artistico. Questi sono giocatori che hanno più che buone probabilità di venire a Catania, ma questo per farci capire che sarà un mercato da Serie C per fare una squadra da Serie C. L'epilogo della stagione appena conclusasi ci dice che Mantova, Stabia e la stessa Carrarese erano squadre non grandi firme, ma squadre compatte, squadre che hanno avuto una continuità di rendimento impressionante e che sono arrivate a fare. Significa che in Serie C il grande nome conta fino a un certo punto, conta assolutamente il rendimento, conta la specificità di quel campionato, con le peculiarità agonistiche e tecniche che in Serie C poi regalano risultati per certi versi a sorpresa, come quelli che abbiamo citato prima, che hanno una loro logica perché si incastrano in progetti tecnici che evidentemente vedevano lungo e che hanno poi sul campo dato conferma delle ottime intuizioni dei dirigenti di queste squadre che le hanno allestite la scorsa estate. Quindi anche in questo senso il mercato di gennaio ci ha detto che i grandi noti non hanno portato nulla di più, che magari i grandi nomi della scorsa estate, per esempio Chirico e Di Carmine, non hanno poi dato quel contributo che ci si aspettava, e quindi questo deve far tesoro per quelle che sono le strategie del nuovo corso rosso. In questo senso credo che Daniele Faggiano abbia le spalle larghe e sappia già come allestire l'organico, ovviamente in tandem col nuovo allenatore, perché conosce le dinamiche di questo girone, sa cosa serve per cercare di minimizzare, e credo che non lascerà nulla al caso per arrivare all'obiettivo. Allora Alessandro, ci fermiamo qui per quanto riguarda il Catania. Ci ritroviamo la prossima settimana, lunedì, quando apriremo di nuovo questa finestra informativa di carattere calcistico nell'approfondimento pomeridiano su Telecolor dalle 14:30 alle 15. Grazie Alessandro, allora ci ritroveremo lunedì. Fra poco noi andremo a Palermo, perché là qualcosa si è mosso non soltanto sul fronte del direttore sportivo ma anche dell'allenatore. Cercheremo di capire qualche cosa in più anche sul fronte mercato. Sentiremo anche le parole della D e anche il direttore generale rosanero Giovanni Gardini. Tutto questo fra pochissimo, restate insieme a noi. Siamo di nuovo insieme con l'approfondimento sportivo di questo lunedì. Andiamo adesso a Palermo e anche a Messina. Saluto intanto Marco Gullà, che vedo collegato. Buon pomeriggio Marco. Tra un attimo lo vedremo, eccolo. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Bene, grazie. Adesso andiamo a Messina invece, dove c'è Sergio Colosi.
Buon pomeriggio Angelo, un saluto a tutti, ciao Marco. Bene, fra poco parleremo anche di Messina, ma intanto cominciamo dal Palermo che ha nei giorni scorsi ufficializzato quella che è insomma, la squadra per la prossima stagione. Mi riferisco intanto all'allenatore e al direttore sportivo e saranno loro a dettare poi i tempi del mercato, chiaramente confrontandosi con la dirigenza inglese. Ma Marco, prima di sentire le ultime novità, vorrei ascoltare le parole di Gardini che ha in qualche modo fatto capire che cosa serve a questa squadra, come si conquistano i risultati e come si arriva nella massima serie. Questo è il suo pensiero, ascoltiamolo. Le difficoltà ci sono, vanno superate. Noi riusciremo ad andare in Serie A nel momento in cui saremo in grado di gestire positivamente il momento negativo. Se nel momento negativo non siamo in grado di gestirlo, o ci facciamo travolgere dalla pressione, o ci facciamo travolgere dalla negatività che ci può circondare, non andiamo da nessuna parte. Il fatto di riuscire ad avere una regolarità nel campionato è fondamentale in Serie B. E questo cosa vuol dire? Che non possiamo pensare di vincere tutte le partite 3-0, ma di contro non possiamo uscire dal campo che non abbiamo dato il 100%. Allora, mi sembra è una pillola quasi di saggezza quella di Gardini, perché in qualche modo ha ammesso che ci sono state delle difficoltà, ci sono delle difficoltà, però dall'altra parte serve una certa reazione. Ovviamente per avere la reazione servono anche gli strumenti e in questo caso staff tecnico e giocatori. Peccato Angelo, perché magari qualche domanda a Gardini l'avremmo voluta fare pure noi giornalisti che seguiamo il Palermo, insomma, settimana per settimana, e che non ci è stato assolutamente concesso. Un'intervista preconfezionata con le domande ovviamente già preconfezionate e con delle risposte, sì, diciamo, esaustive per quel tipo di domande che sono state fatte. A Gardini avremmo magari chiesto altro, avremmo chiesto come mai dopo 2 anni comunque il Palermo si ritrova ancora in Serie B, quando invece i programmi, le ambizioni erano ben altre. Attenzione, può succedere, il Parma per arrivare in Serie A ha speso tanti soldi, ha impiegato 3 anni, però magari avremmo chiesto anche perché c'è questo difetto di comunicazione con la stampa siciliana, con la stampa palermitana, perché si è perso così tanto tempo per esonerare un allenatore che ormai non aveva più ovviamente quella appeal nei confronti della squadra, parlo di Corini. Insomma, tante domande le avremmo volute fare, non ci è stato concesso. Adesso si guarda avanti con un nuovo direttore sportivo, l'hai detto tu, ovviamente ufficializzato da venerdì. De Santis e poi l'allenatore Dionisi avranno l'arduo compito di costruire una squadra che possa vincerlo questo campionato di Serie B, perché sappiamo benissimo che poi i playoff è un campionato a parte, nei playoff devi avere ovviamente quella benzina adatta, giusta, idonea per poter arrivare al traguardo, cosa che ha fatto il Venezia e che invece non ha fatto il Palermo. Quindi l'auspicio è quello che il Palermo, ovviamente dopo settimane di lavoro, sarà una squadra completa e soprattutto che possa partire già ai nastri di partenza con la fascia, con l'etichetta di candidata alla promozione. È dura anche perché comunque ci sono squadre molto importanti quest'anno in B, penso al Sassuolo che è già tra le favorite, penso al Frosinone che comunque in questa altalena tra Serie A e Serie B comunque fa sempre degli ottimi campionati, soprattutto in B, e ci sono tante altre squadre che ovviamente vorranno dire la sua, squadre che come ad esempio la Cremonese quest'anno non sono salite in A, quindi non è assolutamente una passeggiata, non sarà una passeggiata, occorrerà un mercato importante. E dire il vero, insomma, i nomi che in questo momento circolano proprio attorno all'asse Palermo sono dei nomi di grande calibro. Penso a De Frel del Sassuolo che non ha trovato spazio e che magari potrebbe riabbracciare appunto Dionisi, anche lo stesso Ferrari, un giocatore che del Sassuolo ha fatto la Serie A, ha fatto tante partite di Serie A, Mulattieri, si pensa anche all'ala del Catanzaro Van de Put, giocatore che tra l'altro è finito nel mirino di tanti club anche di Serie A. Insomma, i nomi che in questo momento circolano sono nomi importanti per una squadra che vuole fare
qualcosa di grande, però è ovvio che poi non soltanto i nomi, poi devi mettere dentro altri ingredienti. Gardini parlava di coesione, sì, coesione, quella che è mancata a Palermo, perché è inutile insomma negarlo, in un certo periodo della stagione, in un certo periodo del campionato si sono create delle frange, dei partiti tra magari chi invece indossava la maglia del Palermo da anni, quindi dai veterani, a chi invece era arrivato da poco, e sappiamo benissimo che quando ci sono delle lotte interne, ci sono dei dissidi interni allo spogliatoio, poi il risultato non può che essere quello che poi è mancato. Ovviamente Palermo poi ha avuto un crollo, pensate, dopo Cremona credo che sia successo proprio qualcosa lì, dopo la partita con la Cremonese il Palermo nelle successive 13 gare ha vinto soltanto 2 volte, è lì che probabilmente si è rotto l'ingranaggio. Prima di salutarci, Marco, considerato che il DS è arrivato, l'allenatore c'è, quando pensi arriverà il primo annuncio, il primo giocatore ufficialmente per la nuova stagione? Ormai si stanno per aprire, diciamo, le liste di trasferimento, ma gli accordi di massima si fanno un po' prima, no? Al 30 giugno scadono i contratti vecchi, si cerca di lavorare per la prossima stagione. Io credo che già a partire dal 20 giugno in poi, quindi fra una decina di giorni, Palermo potrà iniziare a ufficializzare i primi acquisti, anche perché l'obiettivo del City Group, e questo comunque è un obiettivo consolidato negli anni, è quello sempre comunque di allestire buona parte della squadra già ai nastri di partenza del ritiro che sarà a Livigno quest'anno, quindi sicuramente c'è tanta fretta, anche perché i giocatori da prendere non sono pochi. Il Palermo vuole cambiare tanto sia in uscita ma anche in entrata. In uscita pensate che il nome che potrebbe essere poi quello messo in vetrina, quello che potrebbe fare gol a tanti club, è quello di Brunori, che ha insomma anche dei dissidi, ha avuto anche dei dissidi con la Piazza. E poi in avanti invece, se dovesse andare via Brunori, serve un bomber, un giocatore che possa garantire dai 15 ai 20 gol a campionato, quindi un bomber di razza per sostituire un'eventuale partenza di Brunori. Non può essere De Frel, che ho nominato poc'anzi. De Frel è più un'ala, un giocatore che è un esterno offensivo, che può aiutare sicuramente in questo ipotetico 4-3-3 di Dionisi, ma serve un attaccante che faccia i gol. Grazie Marco, buon lavoro, e ci racconterai del Palermo durante grazie a voi, la settimana, grazie, ciao Sergio, nei nostri telegiornali. Andiamo da Sergio Colosi, andiamo a Messina, dove la situazione è ancora un po' in alto mare per certi versi, perché ancora si sta cercando l'accordo con l'allenatore, si sta cercando un tecnico, anche se il tecnico di fatto c'è, cioè è Modica che è disponibile magari a restare, ma non c'è probabilmente ancora l'accordo con il presidente. Sì, Angelo, è stata una settimana, quella trascorsa, che è stata vissuta un po' all'insegna del ricordo, perché si è ricordata appunto dopo 20 anni la promozione in Serie A, avvenuta il 5 giugno del 2004. Nei giorni scorsi, fino a ieri, è stato ricordato l'ex allenatore del Messina Franco Scoglio a Lipari, ma tra questi appuntamenti ovviamente tiene banco invece l'attualità e soprattutto il futuro. Le 3 figure chiave sono sempre le stesse: Pietro Sciotto, Giacomo Modica e Domenico Roma. Andiamo per ordine. Pietro Sciotto, sotto traccia, ha in corso una trattativa con un fondo milanese che potrebbe rilevare il Messina, però e tra l'altro questo fondo seguito anche da un ex direttore generale del Messina che farebbe da garante all'operazione, però sappiamo benissimo quelle che sono poi le difficoltà del Messina a chiudere queste trattative. L'ennesima di questa gestione Sciotto che si sta sviluppando in questi giorni e che potrebbe in un senso o nell'altro chiudersi entro mercoledì o al massimo giovedì, sia in negativo che in positivo. Per quanto riguarda invece l'allenatore, Giacomo Modica chiede un contratto biennale e con aumento, visto il risultato che ha ottenuto sul campo, una salvezza difficile per quello che era l'organico del Messina, invece ben conquistata per quello che è stato il risultato. Sciotto invece, che
ha fatto presente appunto l'allenatore che avrebbe questa trattativa in corso, propone un anno di contratto. Ricordiamo anche che Modica è stato trattato dal Picerno che ha offerto un biennale. La terza figura chiave del Messina è quella di Domenico Roma, il direttore sportivo che sarebbe alla seconda esperienza, ha avuto delle trattative, delle richieste con l'Andria, ha incontrato il presidente, anche un timido accenno con la Casertana, e a sua volta il presidente Pietro Sciotto, che da un lato potrebbe trattare la società del club, dall'altro si è avvicinato anche a un direttore sportivo e quest'anno è stato in un club dal passato illustre in Serie D. Per cui di carne al fuoco ce n'è, però bisogna vedere poi cosa andrà in porto e cosa si realizzerà. In tutto questo ovviamente è inutile neanche a pensare al mercato, perché ovviamente se prima non trovi il direttore sportivo, non trovi l'accordo con l'allenatore, immaginare addirittura il mercato con una società che, come dicevi tu, sta trattando un'eventuale cessione, bisognerà capire se totale oppure in parte delle quote, è una situazione comunque un po' complicata. Dobbiamo anche dire però che i tempi adesso incominciano ad essere un po' più stringenti, considerato che insomma già il mese prossimo si dovrebbe tornare a faticare ad allenarsi. Esattamente fra un mese esatto molti club riprenderanno la preparazione in vista della nuova stagione. Ma sappiamo bene come la pensa Pietro Sciotto e come sia portato invece a non programmare, ma poi a prendere le decisioni al photo finish. Messina ha solo 5 giocatori sotto contratto e la prossima Serie C sembra ancora, anzi lo è senz'altro, più difficile dei precedenti 3 campionati di terza serie che il Messina ha disputato. Per cui in un senso o nell'altro il presidente Sciotto dovrà sciogliere le sue riserve dall'eventuale passaggio delle quote societarie all'allenatore, al direttore sportivo e aggiungiamo noi anche un direttore generale. Bene, grazie Sergio. Allora grazie a te, ci Angelo. terrai come sempre aggiornato nel corso della settimana fino a lunedì prossimo, magari durante i nostri telegiornali. Ci fermiamo qui. Auguro a te e a tutti coloro che sono stati con noi in visione il buon pomeriggio. L'appuntamento con lo speciale focus dedicato allo sport per lunedì prossimo. A tutti voi ancora una buona prosecuzione con i programmi della rete.